Siamo tornati nuovamente in studio con lo spazio dedicato alla CGIL perché parleremo di due argomenti importanti. Il 24 di novembre ci sarà uno sciopero nazionale, ci faremo spiegare tutto quanto dagli ospiti che abbiamo qui con noi, che intanto ve li presento subito. Vigilio Biscaro, segretario generale della SPCGIL, buongiorno. Buongiorno. E Silvia Bresolin, segretaria SPCGIL, buongiorno, che ci parlerà invece delle pensioni, altro argomento che interessa davvero molti. Abbiamo sempre ricevuto tantissime chiamate, lo vedete fra l'altro in sovraimpressione il numero, se volete chiedere qualcosa lo potete fare con quel numero lì. E si parla di uno sciopero relativo alla politica di bilancio del governo, sciopero nazionale. Sì, sciopero nazionale che per decisione dei direttivi a livello nazionale di CGIL e UIL organizziamo in 3 date diverse. Perciò il 24 novembre tocca a noi del Nord a fare questo sciopero. E dove il sarà? 17 è stato fatto a livello centrale. Certo. La nostra manifestazione si terrà in piazza dell'Università a Treviso. Ecco, abbiamo concordato che non ci saranno cortei, ma un presidio, diciamo, di questa piazza per rilanciare quello che finora il governo non è riuscito a fare, cioè un vero confronto con le parti sociali, specialmente con noi confederazioni, per 3-4 argomenti che ormai da 1 anno e mezzo, 2 anni, ma anche di più, popolano la nostra discussione. Dico popolano perché volevo proprio dire una cosa ormai diventata popolare. Non se ne può più di parlare di fisco e qualsiasi governo non fa nulla rispetto all'evasione fiscale. Non se ne può più di parlare di aumento delle retribuzioni e delle pensioni quando ci sono 7 milioni di lavoratori che aspettano il rinnovo contrattuale. Non se ne può più di parlare del fatto del salario minimo quando questi contratti che non vengono rinnovati tarpano le ali a qualsiasi discussione rispetto al salario minimo. Ma poi c'è anche la questione delle politiche industriali che mancano in questo Paese. E se poi vogliamo calare nella nostra, come posso dire, nel nostro orticello di anziani, dico così, sono anni che parliamo di una riforma previdenziale adatta a quello che succederà in questi anni a chi lavora oggi, ma anche adatta, e non dimentichiamolo, a chi è già in pensione. E nel 2023 e nel 2024, che ne dica la stampa, i giornali, eccetera, la perequazione stabilita per legge non c'è e non ci sarà. Questo è un grosso problema per chi vive di sola pensione. Ecco, questo cosa significa per far capire al telespettatore? Questo cosa significherà quindi? Significherà quindi che fino al 2024, questo è già iniziato nel 2023, non avremo un adeguamento dell'assegno di pensione così come stabilito dalla norma, perciò il 100% fino a un primo livello che sono 2.100 euro lordi. Sembrano tanti 2.100 euro lordi e invece non lo sono, perché quando paghi le tasse arrivi ad avere 900.000 euro di pensione, di pensione netta, molto poco, e rimane come molto pensione. poco. Allora, se avessero mantenuto la norma, noi avremmo avuto un aumento per le pensioni fino a 2.100 euro del 100% dell'inflazione del 2023. Credo di non sbagliare parlando di 8,1% di questa rivalutazione. Dovremmo avere il 5,4%. Io la fermo solo un attimo perché già c'è una chiamata. Benissimo. Buongiorno. Buongiorno. Lei Parla Capozzo Nicolino da Carmignano di Brenta. Sì, il suo nome? Capozzo Nicolino. Nicolino, buongiorno, dica pure. Buongiorno, siccome che ho sentito che state parlando anche delle pensioni sul vostro programma,
diciamo, però diciamo, amico, insomma che ho fatto, cioè, se è interessante un po' delle volte, se è interessare ai tre, anche se è il mio caso, che siccome che io accudisco la moglie che è invalida, diciamo, no? Sì. Però diciamo, qua non c'è nessun aiuto per le famiglie sul discorso anche adesso sulla finanziaria che hanno fatto per un contributo, diciamo, anche per le spese, quelle cose lì, perché io adesso la porto al diurno, però ad esempio il stipendio suo è battuto sul centro diurno. Lei, mi scusi signor Nicolino, lei è un lavoratore, un pensionato? No, io ho dovuto andare in pensione per accudire la moglie, ero sull'industria io, la moglie era sulla metalmeccanica. Ecco, allora facciamo rispondere, vuole rispondere Vigilio o Silvia? Allora, Vigilio. Nicolino, non ci sono aiuti e non ci sono stati aiuti in questi anni se non attraverso bonus. Quello che noi chiediamo, ed è un altro argomento rispetto alla nostra mobilitazione, è che questo governo attui la legge sulla non autosufficienza che Draghi, il governo Draghi, ti ricorderai, ha fatto come ultimo atto del suo governo, diciamo così. E perciò fondi da gestire a livello territoriale per dare una mano non solo all'invecchiamento attivo, ma anche per quella tutela assistenziale, diciamo così, di cui tu parli. Oggi come oggi sono i comuni che devono rispondere a questo, perché a livello nazionale, ripeto, non abbiamo ancora i decreti, dovrebbero arrivare a gennaio del 2024 per dare una mano anche alla tua situazione. Immagino però che tu abbia usufruito della legge 104 mentre eri ancora in attività, insomma, eri ancora dipendente. No. Avevo fatto la richiesta in ospedale perché era ricoverato in ospedale, però diciamo che in quel periodo io ho fatto la domanda, la richiesta per andare in pensione. Mi hanno fatto tutto il conteggio e avevo gli anni della pensione, avevo già superato i 43 anni abbondanti, ho fatto 43 anni e 8 mesi sull'industria. E quindi la legge 104 mi è arrivata dopo, io avevo già fatto le carte per la pensione, diciamo. Allora, non l'ho usufruita, diciamo, la legge 104. Ho capito, Nicolino, sei andato in pensione e adesso stai accudendo la moglie. Allora, per sintetizzare e darti una risposta positiva, prendi contatto con l'assistente sociale del tuo comune, che io non ho scritto perché non ho capito da dove chiami. Io da Carmignano di Brenta. Ah, Carmignano di Brenta, scusami. Mi è interessato anche su Rai 3 un giorno che sono passati di qua, però non è cambiato niente. Io avevo provato a contattare anche il giornalista del mattino a vedere, perché le famiglie sono... Signor Nicolino, a parte la stampa, insomma, il signor Vigilio le sta dicendo appunto di contattare gli assistenti sociali del comune che possono in qualche maniera darle una mano. E il patronato della CGIL, il più vicino, che è proprio a Carmignano di Brenta. Sì, questo qua lo so, sì, perché io ero delegato anche, quindi... Ecco. So abbastanza informato, insomma, mi tengo abbastanza informato su queste robe qua, però non c'è la volontà diciamo, di aiutare le famiglie un po' di più, diciamo. E allora, guarda Nicolino, sarò ancora più brutale, sai, questo governo in questa legge, in questa finanziaria, in questa legge di bilancio, ha tagliato, spero la modifichi perché si discuterà qui nel mese di dicembre, ha tagliato ai comuni che poi sono i responsabili, diciamo, di questi servizi di assistenza domiciliare 250 milioni. Perciò io dico a chi ci ascolta, a chi ci vede, discutiamo di queste cose anziché discutere sempre delle solite partite di calcio. Scusatemi, sai, anch'io sono un tifoso di calcio, ma non importa. Discutiamo di questo. Perché questo governo non trova le risorse
utili a far sì che tutti i sindaci abbiano a disposizione delle risorse economiche per rispondere a questi bisogni. E perciò mi viene da dire questo, Nicolino, io ti ringrazio del lavoro che hai fatto a livello sindacale, ma alza la voce, fatti sentire, perché con l'assistente sociale e poi attraverso anche il patronato, al di là della stampa, come diceva la nostra cara giornalista, noi dobbiamo agire e per agire bisogna alzare la voce, sai? Anche missioni anche a Cittadella, perché diciamo prima del Covid io la portavo a Cittadella, avevo 6 chilometri perché devo portarla io e dopo andare a prenderla. Durante il Covid hanno chiuso la struttura nell'Alta Padovana, diciamo. Ho provato anche a chiamare a Cittadella a vedere, per parlare certo, col sindaco. Signor Nicolino, ci diceva Silvia? Sì, volevo dirle che a Cittadella, se non vado errata, dentro in CGIL, nella sede della CGIL, trova anche uno sportello sociale che si rivolge proprio ai soggetti più fragili, più bisognosi, e a chi ha a casa anche un invalido, una persona che ha problemi di salute, e sicuramente attraverso il loro aiuto potrà trovare magari qualche percorso, qualche altro aiuto nelle sue necessità quotidiane e anche insomma, di gestione della moglie, se non vado errata. Vada a vedere e chieda dello sportello sociale, questo è un consiglio che le posso dare. Io la ringrazio, signor Nicolino, noi andiamo avanti a parlare, però anche la ringrazio intanto, perché se no non diamo possibilità magari ad altri cittadini poi di chiamare. Ecco, proseguendo nelle motivazioni dello sciopero generale. Ecco, io chiedo magari alla regia se ci può mandare in onda proprio eccolo qui, i volantini. Perfetto, così li vediamo. Ecco, bene, allora, fra le motivazioni c'è anche la questione che sta a cuore agli anziani, ma che sta a cuore anche ai cittadini, giovani o meno giovani, che è la difesa del Servizio Sanitario Nazionale. Lo ripetiamo e io lo ripeterò finché avrò fiato. Cioè, noi non possiamo dimenticarci la lezione che ci ha dato il Covid. In quell'anno lì e nel 2021, confrontandoci anche con i sindaci, a nessuno veniva in mente di dire va bene, il servizio sanitario, anche se non lo, come posso dire, rafforziamo, va bene così com'è. Abbiamo visto invece che non è proprio così. Il Servizio Sanitario Nazionale, e cioè quello che dà un diritto universale alle persone che hanno bisogno di cure, deve essere, come posso dire, aiutato ad allargarsi al territorio, e per fare questo ha bisogno di risorse. Non possiamo noi avere una proiezione degli investimenti sulla sanità calante negli anni, perché certo, a parte il 21, negli anni, e questo avverrà anche nel 24, nel 25 e nel 26, anziché aumentare gli investimenti, risorse perciò economiche nel servizio sanitario, le andiamo a togliere. E guardate, non è solo una questione di organici, che c'è e ci mancherebbe altro e la vediamo ogni giorno, è proprio una questione di sistema. Noi non possiamo permettere che il sistema sanitario nazionale venga affiancato dalla sanità privata, perché succederà questo: chi avrà i soldi, le risorse si curerà, chi non ha le risorse perché non le ha proprio non sarà in grado di curarsi. Anche per questo noi chiediamo a chi lavora e anche ai cittadini di partecipare a questo sciopero venerdì prossimo, il 24. Quindi vogliamo dare anche l'appuntamento venerdì in Piazza dell'Università alle 10:30. Alle 10:30 ci sarà questo presidio, l'abbiamo visto nel volantino, lo facciamo rivedere ancora una volta, eccolo qui. Insomma, si attendono tante persone per far sentire la propria voce almeno. Allora, sì. Non ho con me i dati di oggi, aggiornati ad oggi, ma dalle varie zone della provincia di Treviso i pensionati e gli attivi riempiranno, diciamo, 14-15 pullman che verranno in piazza dell'Università per manifestare contro questa manovra governativa.
e spero che anche lo sciopero, perché io sono segretario dei pensionati, non posso più scioperare, ecco, posso sì manifestare, ecco, riesca nelle aziende. Ecco, perché oltre al presidio, spieghiamolo bene, ci sono le 8 ore di sciopero. Assolutamente, ci sono 8 ore di sciopero generale. Questo vuol dire, e parlo a chi adesso sta cercando di giustificare il fatto che il sindacato non debba scioperare, ma il sindacato debba solo manifestare magari anche di sabato per non disturbare il sistema economico. Allora, noi non abbiamo un altro diritto in mano. Se avessimo un diritto, come posso dire, di stoppare certe politiche che vengono fatte a livello nazionale da chi governa oggi, da chi ci ha governato ieri e da chi ci governerà domani, potremmo farlo. Ma oggi come oggi, quando noi non ce la facciamo più, chi ha lavorato come lavoratore dipendente lo sa benissimo, quella è l'unica arma che abbiamo e cerchiamo di utilizzarla al meglio, perché dobbiamo scalfire quella rete, ecco, che c'è con il governo, perché in quest'anno, nel 2023, abbiamo partecipato a tanti tavoli di discussione e di confronto, ma non abbiamo portato a casa nulla, perché il governo si è rinchiuso sulla questione della legge finanziaria: più di tanto non puoi spendere, più di tanto non puoi fare deficit. Ma io mi dico, la lotta all'evasione fiscale, che ci riempiamo la bocca tutti, specialmente quando dobbiamo ricevere dei voti, cioè trovare dei voti a livello politico o a livello amministrativo. Che cosa facciamo realmente su questo? Certo. Diamo gambe a una vera riforma fiscale. Ecco, torneremo ovviamente adesso a parlare anche di questo, altro argomento insomma che davvero è uno degli argomenti principe, l'abbiamo sempre detto, quello delle pensioni. Quali sono le novità in questo? Allora, devo dire che le novità non sono così entusiasmanti. E qui già partiamo. Già non partiamo proprio bene. Esatto. Perché nonostante si enunci appunto che è stata prorogata opzione donna, cioè prorogata sì, ma si alzano i requisiti ad esempio dell'età, quindi l'anno scorso si dovevano maturare almeno 60 anni di età entro il 2022, quest'anno ne servono 61 e quindi chi non aveva i 60 l'anno scorso non avrà di sicuro i 61 quest'anno, quindi l'ho prorogata per chi, mi viene da dire, no? Poi il requisito, vabbè, 35 anni di età sì, poi siamo legati ad avere anche una condizione familiare ancora più restrittiva rispetto alla precedente, quindi devo avere o un parente, quindi devo essere un caregiver, quindi devo assistere un parente con handicap, oppure essere io stesso un'invalida, sì. Interrompo solo un secondo perché abbiamo un'altra telefonata. Buongiorno. Pronto? Buongiorno, lei? Sì, buongiorno, sono Valentina da Pieve del Grappa. Da Pieve del Grappa, buongiorno. Buondì, volevo capire, io ho l'appuntamento per un'ecografia che aspetto da giugno per il 24 di novembre. Posso andare o devo rimanere a casa? Vada. Il 24 teme per lo sciopero? Sì. Secondo... Prego? Allora io penso che tutti, cioè che per quanto riguarda i servizi, ovviamente questo tipo di... che facciano sciopero? Questi sono servizi fondamentali, insomma, e insomma non penso che questo giusto possa assolutamente intaccare, quindi lei può andare tranquillamente. Bene. Tra l'altro... Ok, spero che sia così. Grazie tante. Grazie a lei, grazie. No, ecco, diciamolo, insomma, i servizi... Noi non ce la prendiamo, i servizi sanitari, i servizi, ovviamente questi sono servizi che sono fondamentali, quindi diciamo che vengono ovviamente garantiti, ecco, certo. Questo è importante. Ecco, torniamo a parlare delle pensioni, dunque. Sì, stavo dicendo opzione donna rinnovata sì, rinnovata però aumentando di nuovo il requisito anagrafico, quindi la donna del 63 che lo scorso anno aveva 59 anni e erano necessari 61, erano necessari 60, quest'anno si ritrova ad avere lo stesso identico problema perché non avrà i 61 anni richiesti quest'anno. Poi possiamo, è vero, andare in... Quindi chi potrà... Coloro che già potevano l'anno scorso, mi viene da dire. Quindi quelli che potevano e volevano andare sono anche già andati per quanto riguarda opzione donna. E quindi sostanzialmente... È un annuncio.
a mio avviso. Poi qualcuno magari potrà non averne usufruito lo scorso anno, ma aveva già maturato il requisito, quindi fare questa proroga innalzando l'età anagrafica, mi viene da dire, è di poca utilità, se non nulla. Abbiamo rinnovato anche l'APE sociale, però anche qui abbiamo innalzato il requisito anagrafico, quindi non più 63 anni ma 63 anni e 5 mesi, cosa insomma anche qui che crea dei problemi perché ovviamente è un'ulteriore aspettativa. Abbiamo di nuovo la quota 103, però la quota 103 quest'anno viene legata a decidere per un calcolo di pensione, quindi un importo di pensione più sicuramente penalizzante, perché la quota 103 viene legata a un calcolo contributivo, quindi chi farà questa scelta sarà ulteriormente penalizzato. Oltre a questo abbiamo allungato anche la finestra di attesa, quindi siamo passati da 3-6 mesi a 7-9 mesi, 7 per i lavoratori dipendenti, 9 mesi per i dipendenti pubblici. Abbiamo messo anche un tetto massimo, dico abbiamo non correttamente, però insomma hanno esattamente. Mi scusi solo un attimo che c'è un'altra telefonata forse. Buongiorno. Buongiorno signori, sono ospiti. Mi scusi, lei Buongiorno, si chiama? Io mi chiamo Paolo dalla provincia di Venezia. Buongiorno e buona giornata a lei e ai suoi ospiti. Buongiorno, grazie. Dica pure. Allora, io sono un ex dipendente della sanità pubblica. Sono andato in pensione l'anno scorso, a maggio dell'anno scorso. Sono andato via con 42 anni, 10 mesi più 3 mesi di aspettativa. Per avere il nostro TFS, trattamento fino al rapporto, ci vuole più di 2 anni per averlo. Per avere i nostri soldi ho dovuto pagare 800 euro all'INPS per avere il mio TFS completo. Abbiamo lavorato una vita. Il sindacato cosa ha fatto in questo periodo qua? Ecco. Cosa ha fatto con la legge Fornero, con la legge Monti, cause di servizio e tutto quanto? Non hanno manifestato quella volta là? Adesso le faccio subito rispondere intanto, la ringrazio. Paolo, te la dico così francamente, non è il sindacato che fa le norme, bensì sono i governi. Se vuoi la allarghiamo in modo generico, è lo Stato che fa le norme. E se tu devi aspettare 22 mesi il tuo trattamento di fine servizio, mi pare si chiami così perché io vengo dal privato, cioè il TFR, questa è una norma che ha fatto il governo, che la maggioranza degli italiani ha votato. Questa è la risposta che ti do, perché quando mi si dice il sindacato cosa ha fatto, ebbene la CGIL è stata la sola organizzazione sindacale che ha scioperato quando il governo Monti ha fatto la riforma Fornero, per dirne una. Però il tuo TFS, lo so perché, come posso dire, governiamo un po' queste richieste, se tu ti agganci in provincia di Venezia, non so dove, al patronato INCA della CGIL o allo sportello sociale della CGIL, vedrai che il tuo TFS ti verrà assolutamente dato. Non ho capito bene perché hai dovuto pagare 800 euro per avere il TFS. Dopo 2 anni i soldi, una parte, e dopo un altro anno per la seconda parte. Non ho capito. No, mi scusi, allora, non abbiamo capito. Allora una cosa, noi fino a 50.000 euro ce lo danno fino dopo 2 anni che siamo andati in pensione, dopo 2 anni e 3 mesi che siamo andati in pensione. Se superiamo i 50.000 euro, dopo anche il terzo anno. Io ho chiesto i soldi del TFS, l'INPS ha messo a disposizione 1,4 di interesse per avere i nostri TFS dei dipendenti pubblici. Il TFR privato l'hanno subito. Noi ci danno dopo 2 anni e 3 mesi una parte, la seconda parte ce lo danno dopo 1 anno, se superiamo i 50.000 euro. Intanto la ringrazio, vediamo di rispondere, poi magari andiamo in pubblicità perché... C'era la possibilità di chiedere anche l'anticipo appunto del TFS per chi aveva aderito al fondo credito, quindi per coloro che quando sono andati in pensione hanno aderito a questa piccolissima trattenuta che permette poi di avere alcune agevolazioni. Probabilmente questo anticipo del TFS dipende con quale normativa lui
l'avrà richiesto, immagino, presumeva il fatto che fosse trattato come se fosse un prestito. Ok. Prestito quindi soggetto poi al pagamento, se vogliamo, di un piccolo tasso di interesse. Posso immaginare che magari sia stato questo quello che ha fatto il signor 800 Paolo. euro. Ma non sicuramente 800 euro. Dipende poi anche l'importo. Ovviamente magari se il nostro telespettatore poi si rivolge magari al patronato, forse anche per capire di questi soldi che sembrano non essere giusto, signor Vigilio. No, assolutamente, come diceva caro Paolo, come diceva Silvia, la mia collega, ecco, è l'INPS che dietro un pagamento minimo ti ha fatto un prestito, capisci? Però siccome sinceramente non riesco a comprendere da che norma derivano questi 800 euro che tu hai dovuto pagare o che dovrai pagare, ribadisco, è bene che tu ti faccia seguire dal patronato, a meno che tu non ti riferisca all'IRPEF, perché dobbiamo pagare comunque, Ma è una cosa diversa, che è una cosa certo. diversa. Che è una cosa diversa. Allora, ci fermiamo per qualche istante di pubblicità, poi torniamo nuovamente in studio e continuiamo a parlare di queste pensioni. Pubblicità. Siamo tornati nuovamente in studio, l'invito per il telespettatore che ci aveva appena chiamato è quello di chiamare in patronato, il patronato più vicino alla sua abitazione e magari chiedere informazioni, spiegazioni rispetto a questo. Noi andiamo avanti invece con le pensioni, con le non buone notizie relative alle pensioni. Abbiamo visto insomma. Sì, riprendo quella quota 103 di cui parlavo prima, quindi 41 anni di contributi e 62 di anni di età, sì, come lo scorso anno. Che cosa c'è quest'anno di nuovo? Che hanno allungato la finestra di attesa, quindi si aspettano 7-9 mesi per i dipendenti pubblici. E poi oltre a questo c'è anche un tetto massimo, quindi non possiamo, se abbiamo un importo di pensione superiore a 4 volte il trattamento minimo, quindi 2.200 euro lordi, non si può accedere a questa possibilità di anticipo pensionistico. Di nuovo ripeto, per accedere alla quota 103 bisogna accedere alla pensione con il calcolo contributivo. Questo vuol dire lasciare sicuramente minimo un 30% della pensione che uno ha maturato. Quindi a questo punto, perché andare in pensione con 41 anni di contributi, dico io, aspettiamo i 42 anni 10 mesi o 41 anni 10 mesi per le donne. Si allungano davvero sempre di più. Si allungano sempre di più. 41,10, 42,10 che erano i requisiti classici per andare in pensione anticipata, che dovevano rimanere congelati fino a tutto il 2026, molto probabilmente saranno, chiamiamoli scongelati, e quindi ci sarà l'aumento speranza di vita già a partire dal 2025, quindi potrebbero diventare più di 43 anni per gli uomini e più di 42 anni per le donne. Anche qui abbiamo un ulteriore aumento. Pensione contributiva poi, quindi per coloro che hanno iniziato il lavoro dopo il 96, oppure per coloro che hanno i requisiti per poter optare per questo sistema di calcolo. La possibilità di andare in pensione c'era a 64 anni, purché avessi maturato almeno 2,8 volte l'importo assegno sociale, quindi arriviamo a 1.700 euro circa. Questo è stato innalzato ulteriormente e arriviamo a 3 volte il trattamento minimo. Invece a 67 anni... Il che vuol dire che... devo avere una pensione più alta. Più alta. Esatto, quindi se io sto sotto quella soglia non posso accedere a questa possibilità. Ma sta diventando un miraggio questa pensione. C'è una telefonata, buongiorno. 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 Lei? Si può Marino, provincia di Treviso. Treviso, buongiorno. Allora, ho sentito due casi, uno quello dei 2 anni che ha ricevuto il TFR. Allora, io ero un dipendente pubblico delle poste. Dopo, quando sono andato in pensione, ti danno subito la liquidazione e quindi ti danno quello che... Da quando le poste era diventato EPE, ente pubblico economico, dal periodo antecedente ti veniva liquidato dopo 2 anni.
Questo è quello che sono riuscito a capire, il problema del signore che ha telefonato prima. Quindi, ripeto, la situazione. Poi volevo ricordare al signore, non so, che ha telefonato dal Camignano del Brenta, che purtroppo io ho dovuto accudire mio padre 10 anni in letto in carrozzina, io ero sempre dipendente pubblico, ho optato per la legge 104 col congedo straordinario retribuito, quindi per me il signore ha sbagliato perché doveva rimorire al servizio e aveva addirittura diritto a 2 anni di congedo straordinario retribuito e prendeva anche più di quello che prende normalmente, perché non si hanno le ritenute dell'INPS. Quindi volevo dire a questo signore che se qualcuno ha dei problemi, guardi, io nel 2001 ho acquisito mio padre 10 anni, ero solo, ecco, nessuno mi ha dato una mano, quindi dico a questo signore si deve, perché le istituzioni non ti aiutano, certo. I distretti non servono a niente, il medico di medicina generale più che fare ricette non ti fa niente. E allora io la ringrazio, mi scusi perché dobbiamo essere un po' più corti, se no non ce la facciamo. Quindi il suo invito insomma è quello di chiedere informazioni prima di prendere delle decisioni, ecco. Niente, è caduta la linea, comunque lo ringraziamo davvero insomma per il suo contributo. Sì, Queste sono direi che scelte poi che fa. Certo. diventano scelte molto personali, Certo, ed è assolutamente, difficile, riuscire a dare un consiglio sulla base di 2 notizie sentite così telefoniche. certo, non è facile neanche per noi, perché poi vanno analizzati anche tanti aspetti della vita personale, lavorativa, poi eccetera. ogni caso è un caso a sé. Chiaro, insomma, chiaro, ecco. ovviamente. Questo era per quel che riguardava le pensioni contributive e quindi le notizie che ci sono insomma, non sono tranquillizzanti da nessun fronte. Questo era più o meno quanto il riepilogo un po' di la possibilità di accedere. Il consiglio è sempre quello di rivolgersi chiaramente al patronato più vicino, perché le possibilità di accedere alla pensione sono molteplici, ma sono anche complicate, ci sono scelte da fare e, come ha detto il precedente ascoltatore che ha chiamato, è sempre bene rivolgersi a chi fa questo di lavoro per ottenere i consigli migliori, per fare poi le scelte migliori sia per il proprio futuro che proprio per la vita lavorativa che per l'accesso a pensione. Quindi insomma, sono notizie che però insomma diciamo non sono confortanti, non sono confortanti. No, assolutamente no. Dovevamo arrivare anche da tanti annunci a fare un passo oltre la riforma Fornero, però in effetti di questo non possiamo parlare di sicuro, quindi insomma le cose non stanno andando nel migliore dei modi, direi proprio di no. Andando avanti così, che cosa ci porterà poi, insomma, perché questo ci porterà al fatto che i lavoratori continueranno a lavorare per un tempo insomma ancora più lungo, certo, e i giovani a cui dovremo dare spazio rimarranno un po' alla finestra, possiamo metterla così, signor Vigilio? Certo, e siamo anche, come posso dire, positivi su questo. Io adesso non vorrei sembrare un sindacalista d'antan, cioè un sindacalista di vecchia data, però quello che si prefigura per le pensioni, il valore delle pensioni con questa legge finanziaria e con quello che ha detto prima Silvia, che magari sfugge ai più, se noi finora siamo riusciti a fermare quel meccanismo obbrobrioso di collegare l'andata in pensione con l'aspettativa di vita, ecco, se oggi uno va in pensione di vecchiaia a 67 anni e questo governo, cominciando dal 2024 e lo farà iniziare nel 25, aggiungerà mesi ai già 42 anni e ai 41 anni, voi capite che al di là delle finestre quello che si prefigurerà alle nuove generazioni è solo la pensione di vecchiaia?
questo diventa un problema sociale, capite? Perché adesso io potrei darvi dei numeri di quanto noi già pensionati perdiamo in 10 anni con le perequazioni sbagliate che sta facendo il governo. Sbagliate nel senso che sta facendo cassa sulle pensioni per pagare magari l'evasione fiscale, perché non la vuole toccare. Ma c'è un'altra questione per la quale io spero che i giovani capiscano l'importanza della previdenza e del sistema previdenziale italiano. Noi abbiamo dei contributi previdenziali obbligatori che paghiamo come dipendenti e come azienda, ma all'interno dei contratti collettivi di lavoro c'è anche una previdenza complementare. Qui è vero, non abbiamo fatto tanta pubblicità nello Stato, nel governo, nei sindacati, eccetera. Però ai giovani dico, se sono in ascolto, i contratti nazionali danno la possibilità di costruirsi una pensioncina integrativa rispetto a quello che dà l'INPS. Altrimenti, spero di non dire una fesseria, lo dico guardando Silvia, chi lavorerà con i rapporti di lavoro che ci sono oggi, alla fine della sua vita lavorativa, avrà una pensione che maldetta avrà un po' di più della pensione sociale? Sì. Cioè non è che possiamo paragonare la pensione che adesso hanno i lavoratori dipendenti dopo 41 anni o 42 anni con la pensione che avranno i giovani dopo 41 o 42 anni. Certo. Questo è il vero problema sociale, e se non facciamo sì che qualsiasi governo, lo sapete, ma io adesso parlo di questo, scelga la strada che CGIL, CISL, UIL dicono ormai da anni, una pensione di garanzia per i giovani, pagata dalla fiscalità generale. Perciò io posso avere in prospettiva una vita di coppia, oppure anche singola, che mi dà la possibilità di vedere figli, perché abbiamo anche il problema della denatalità, certo, di vedere una vita normale, ecco, ed avere una vecchiaia un po' più tranquilla di quello che invece adesso si sta prospettando. Perché è vero che chi è in attività, lo ero anch'io fino a pochi anni fa, fino a 4 anni fa, bene, chi è in attività non pensa alla pensione, non pensa al bisogno di cure quotidiane che hanno gli anziani. Certo. E non solo gli anziani, anche i non autosufficienti, anche certo, chi è disabile. E se tagliamo le risorse su questo, come sta facendo la legge finanziaria quest'anno questo governo, noi abbiamo di fronte quello che dicevo prima per la sanità. Certo. Chi ha soldi si cura, chi non ha soldi non si cura. Ma chi sta male? Chi non riesce a certo, muoversi da casa? Chi è che lo aiuta se i comuni, i sindaci con i loro assistenti sociali possono partecipare certo, a dare una mano? Rimarrà a casa. C'è una telefonata, buongiorno. Buongiorno, sono Cecchinato da Padova. Buongiorno. Mi permetto di dire una cosa. Negli anni tutti i governi di qualunque colore politico hanno sempre cercato di togliere diritti ai lavoratori, l'articolo 18 e questo e quell'altro, e sempre con la panacea di dire che c'è la possibilità di un miglioramento industriale, lavorativo, cioè tutto, raccontandoci sempre queste storie. Invece abbiamo perso sempre i diritti, il lavoratore è sempre stato messo sempre più in disparte, e quando lei parla con le persone, specialmente quei giovani, sono tutti demoralizzati perché dicono: quando è che andrai? Io non so neanche quando andrò in pensione. E questo è un fatto molto negativo, perché uno Stato deve dare delle garanzie per il futuro, uno deve programmare un futuro, certo, perché se io nel futuro non vedo chiarezza, vivrò una vita di delusione e basta. Cioè il lavoro deve dare un futuro, deve avere un programma, lo Stato, indipendentemente dal colore politico, deve dare una sicurezza. Il sindacato può fare quello che può fare, perché giustamente, come dice il suo ospite, è il governo che decide, sono i governi che decidono. Però se non diamo certezze, garanzie, certo, che Stato abbiamo, che futuro di Stato abbiamo, è questo che io chiedo.
e ad ogni modo fortunatamente ci sono i sindacati che ci danno una mano nel momento difficili. La ringrazio, grazie. Su questo Silvia, insomma. Certezza del futuro, mi riallaccio proprio a questo perché mi ha fatto venire in mente una cosa il signore che ha appena chiamato, di cui prima non ho parlato, perché l'articolo 33 di questa legge di bilancio parla di ricalcolare una quota di pensione già maturato per alcuni soggetti lavoratori che fanno parte del CPDL, cosiddetta enti locali, fra cui si sarà anche sentito, ci sono gli insegnanti, ci sono anche i sanitari. Questo è grave perché veramente rimette in discussione qualcosa su cui io già contavo, perché l'avevo già maturato quella quota di pensione. Quindi il ricalcolo può essere fatto su tutto ciò che io ho maturato fino al 95, quindi sulla mia quota retributiva. Messa lì da parte, ho fatto delle scelte sulla base di questa quota di pensione per mantenerla così. Ora si cambiano le carte in tavola e si vuole riproporre un calcolo completamente diverso che mi porterà ad avere un importo completamente, minore di quanto io già mi aspettavo, di quelle scelte che ho fatto per mantenere questa quota. Quindi questo vuol dire veramente rimettere in discussione le certezze che noi abbiamo, quello che ci diceva il nostro telespettatore. Se non abbiamo certezze nel futuro, almeno di quello che abbiamo già fatto, veramente ci mette in difficoltà. Ecco una domanda che mi verrebbe, visto che parlavamo di incertezza nel futuro, molta gente, diceva il telespettatore, ormai è talmente convinto che non andrà più in pensione che nemmeno se lo domanda più ormai. Ecco, ci sono tante persone che però stanno cercando di trovare una strada invece per andare in pensione, proprio per la paura che vengano ancora prolungati i tempi, che cambiano nuovamente le regole e insomma non in maniera positiva ma come abbiamo visto in maniera negativa, e ci sono tante persone che vengono da voi, vi fanno domande, vi chiedono, fanno vedere magari proprio... Certo, sì, l'ansia di non poter andare in pensione veramente attanaglia molti lavoratori e sono disposti purtroppo spesso a rinunciare, appunto anche con un cambio di calcolo di pensione, a una grossa parte della loro pensione per poter accedere e andare in pensione nel più breve tempo possibile, ma non solo perché magari non ce la fanno più a lavorare, c'è chi magari invece avrebbe piacere, ma per paura che le cose cambino nel futuro. Ed è quello che ci diceva il telespettatore. Esattamente, ed ha assolutamente, questo ha ricadute sull'intero sistema previdenziale, perché se non posso più neanche fidarmi di tutto ciò che, di quelle certezze che avevo prima, veramente, cioè l'incertezza nel futuro è la cosa peggiore che possiamo avere, anche nei confronti dei giovani, veramente che saranno sempre più demotivati. Certo, o andranno all'estero. Esatto. Un'altra chiamata, buongiorno. Pronto? Buongiorno? Niente? Buongiorno. Buongiorno. Lei chiama da dove? Chiamo da Treviso. Da Treviso, dica pure. No, il ministro Giorgetti aveva parlato della rivalutazione delle pensioni a dicembre, del circa del 7,5%. Volevo sapere meglio, informarmi meglio di questa cosa. La ringrazio. Chi risponde? Perfetto, risponde Silvia. Sì, in effetti un decreto di ottobre ha anticipato di ben un mese il conguaglio della rivalutazione. Sappiamo che a inizio anno è stato dato il 7,3 per chi ha ovviamente la rivalutazione piena, per gli altri chiaramente va a decrescere, e quella differenza tra il provvisorio 7,3 e il definitivo 8,1% di aumento sarà data con anticipo rispetto a quello che succedeva di solito, quindi non più a gennaio 2024 ma a dicembre 2023, quindi quel 0,8 sarà pagato nella mensilità di dicembre, e questo è stato fatto, e il decreto parla proprio di contrasto per gli effetti negativi dell'inflazione. Con un mese di anticipo, così possiamo spendere un po' di più per i regali di Natale. Questo sostanzialmente, questo piccolo regalo ci può aiutare in questo, ma non sicuramente a superare gli effetti negativi dell'inflazione. Ecco, io insomma adesso vorrei anche riprendere, se non abbiamo altre chiamate, lo sciopero, perché insomma dopo mancano pochi minuti, lo sciopero nazionale di 8 ore, che per Treviso ci sarà il 24 di novembre con un presidio in piazza dell'Università.
che cos'è che chiedete in breve al governo? In breve, l'ho detto prima, lo ripeto molto con molta foga se riesco. Allora, primo argomento, risorse. Caro governo, se tu ti intestardisci a non fare o avviare una riforma fiscale che faccia pagare il fisco giusto a tutti, ci ritroveremo qui fra un anno, fra 2 anni, a ridiscutere di un taglio ulteriore alle pensioni, di ridiscutere un allungamento del lavoro per poter andare di anni per poter andare in pensione, e queste questioni qui. Noi qui siamo, come posso dire, trancianti. Abbiamo fatto una proposta ancora 4 anni fa. Certe forze politiche hanno fatto campagna elettorale e hanno preso voti. Dove sono finiti i 41 anni di Salvini? Dove è finita la promessa di abbassare, ma non per un anno, ma per sempre renderla duratura, l'imposizione fiscale sui salari e sulle pensioni? Altro argomento. Il sistema sanitario nazionale che abbiamo in Italia ormai non è più quello che dipingiamo in tante discussioni o che leggo io sui giornali. Non è più il 78. Il sistema sanitario nazionale o viene rimpinguato di risorse, oppure il sistema sanitario nazionale non sarà più quello che dà diritti universali ai cittadini, senza differenza di censo, come si dice, ma sarà un sistema sanitario residuale. Chi avrà la possibilità di farsi operare le anche, perché dovrò farlo anch'io, chiedo scusa, lo farà a livello privato, a livello statale, a livello pubblico non si potrà più fare. L'altra questione è quella relativa a tutto il sistema economico. Allora, o ci sono politiche industriali, e anche qui purtroppo ancora investimenti, e con la Confindustria riusciamo a fare assieme al governo, io dico chiaramente, un patto per rilanciare lo sviluppo in Italia, oppure l'Italia se ne andrà a catafascio. Sono un po' pessimista? No, io normalmente sono ottimista, ma su queste questioni, comprese le questioni dell'educazione, dell'istruzione, perciò per quanto riguarda i lavoratori, della formazione, ma io dico dei diritti di cittadinanza, perciò un cittadino deve essere dallo Stato, e qui ha ragione il nostro telespettatore Cecchinato da Padova, se uno Stato non investe in formazione, in istruzione, nella formazione diciamo scolastica, da dove cavolo tirerà fuori dei cittadini domani così, come posso dire, adatti, bravi a sviluppare il proprio paese? È chiaro che le migliori menti se ne vanno. Perciò tutte queste richieste che noi abbiamo fatto, tutte queste nostre ragioni per le quali chiedo ancora attraverso Antena 3, che ringrazio, di ospitarci, che il 24 ci sia non solo una grande manifestazione a Treviso, ma ci sia anche un'adesione massiccia allo sciopero, perché non se ne esce. Io volevo fare un'altra domanda: che cosa ci si può aspettare? Invece dopo magari chiudo con Vigilio. Cosa ci si può aspettare adesso dalle pensioni? Si dice abbiamo toccato il fondo, potremmo aspettarci qualcosa di migliore in futuro? Credo che non ci sia limite al fondo in questo momento, quindi non possiamo aspettarci molto, cioè delle migliorie, se non forse qualcosina nel ricalcolo di quelle quote per quei lavoratori, soprattutto nei confronti dei medici. Si ipotizza di evitare di fare questo taglio, perché chiaramente c'è la paura di una fuga di medici. Sappiamo che già un settore, c'è una carenza parecchio importante, critico, e ci sono tante criticità, e quindi da questo punto di vista non vedo buone prospettive sicuramente. Non credo che possiamo aspettarci nulla di buono, almeno non con questo governo. Mi viene da dire andiamo tutti in piazza, protestiamo anche per questo e cerchiamo di far valere i nostri diritti, i vostri diritti, di chi sta ancora lavorando e di chi è già in pensione. Questa è
una manifestazione, ma non sarà l'ultima. No, credo proprio di no, non sarà l'ultima, e spero che la prossima sia assolutamente unitaria. Ma seguendo il ragionamento di Silvia, che spero sia stato capito nel suo profondo, noi abbiamo acquisito dei diritti, e qualche telespettatore ci ha detto che i diritti tra le righe non sono mai acquisiti per sempre, e perciò noi, quando abbiamo ottenuto, e parlo da pensionato, scusami, sai, quando abbiamo ottenuto la norma con Prodi della perequazione delle pensioni, poi è stata sospesa con Monti e Fornero, l'abbiamo riconquistata con Draghi. Ecco, questo governo sta facendo marcia indietro, e perciò quando noi diciamo che così come entriamo nel mondo del lavoro in modo flessibile, perché non posso anche uscire dal mondo del lavoro in modo flessibile se ho lavorato, pensate, 41 anni? Perché non è possibile questo? Perché devo avere 62 anni? Perché devo avere 67 anni per andare in pensione? Certo, quella di vecchiaia, ma oramai i giovani andranno a 70 anni per poter dire farò 41 anni di lavoro. Certo. Non è questa la società che abbiamo in mente, la società almeno che abbiamo noi e che avevano in mente i nostri genitori. Perciò chiudo con questo: dobbiamo assolutamente partecipare alla manifestazione e scioperare il più possibile, ricordando quello che ho detto, e chiuderei così: abbiamo bisogno del sostegno dei lavoratori e delle lavoratrici, perché una cosa è certa: i diritti allo sciopero ce li siamo conquistati nel 1970. Quanti anni sono passati? Bene, non vorrei che il diritto di sciopero, per qualcuno che dà fastidio, venisse tolto dalla normativa del diritto del lavoro. Siamo arrivati al termine, io ringrazio davvero Vigilio e Silvia per essere stata qua con noi. Insomma, avete visto, le chiamate sono tante, perché sono argomenti ovviamente che toccano tutti quanti. Vi ricordo l'appuntamento, che è il 24 novembre in Piazza dell'Università alle 10:30 ci sarà questo presidio, e contemporaneamente le 8 ore di sciopero proclamate, 8 ore di sciopero nazionale. Grazie davvero intanto. Grazie. E speriamo insomma di riuscire a cambiare in qualche maniera le cose. Grazie. Siamo arrivati al termine. Io vi ringrazio i telespettatori, ringrazio Francesco Ceron e Mattia Pizzaia che ci hanno seguito fin qui, e vi ricordo l'appuntamento ovviamente per la prima edizione domani. Subito dopo la pubblicità ci sarà il film Prigionieri del ghiaccio. Ed è tutto. Grazie davvero per averci seguito, arrivederci.